La parola adesso al nostro grande governatore, il governatore più amato dagli italiani, Luca Zaia. Grazie. Grazie. Metto io duro. Eccolo. Allora. Grazie. No, perché per parlarsi dobbiamo guardarsi sui bai di oggi, perché mi, come ho le sue feste o in giro, cerco di dare la mano a tutti e chi più, chi meno, ognuno mi dice la sua, però dico sempre, la rivoluzione sul divano davanti alla televisione non è che si può farla, perché tutti hanno le soluzioni per tutti i mali, però dopo alla fine va avanti ti che mi viene da ridere. Cioè lo dico sempre che forse il primo nemico del nord è il nord, perché mi pare che tanti che non vota Lega in giro, cioè non è che, e questo vale la pena di ricordarlo. Prima di partire su Roma, sulla Sicilia, su qua, cominciamo a farsi anche un esame di coscienza. Martedì lo diceva, a proposito, sono andate le cugine, loro è bravi, per cui dobbiamo applaudirli, ma io anche devo cucinare bene, onestamente, sono andato a assaggiare. Io non vengo a parlare dei problemi, noi siamo pieni di schei, non paghiamo le tasse e a ragione non sappiamo più come spenderli e molto probabilmente vi rimborsiamo anche tutte le tasse del prossimo anno. Grazie, grazie. Ma vengo a parlarvi delle robe che siamo dovuti fare. Perché voi altri avete votato una squadra nel 2010 ed è giusto che questa squadra ogni tanto vi venga a dire cosa fare. Martedì, siccome mica ho creduto in tempi non sospetti, adesso diventate tutti indipendentisti, martedì si va in regione con la proposta di referendum per l'indipendenza del Veneto. Indipendenza come verla amorosa, cosa porta a casa, si sposa, tutte le storie che sapete. Cioè non è che basta dire siamo indipendenti. Indipendenza del Veneto vuol dire che il Veneto decide di andare da un'altra parte rispetto all'Italia. È un po' incompatibile con tricolore e altre robe. Bravo! A me fa piacere che ci sia il Leone di San Marco, perché comunque stiamo parlando di una bandiera che ha 1100 anni di storia, è la prima democrazia al mondo, dove gli Stati Uniti, se non lo sapete, si è ispirato alle leggi della Repubblica Veneta per scrivere la loro Costituzione. Allora io penso che questa comunità abbia dato un grande segno di civiltà. Martedì non sarà l'occasione per dire votate il referendum, no, martedì, e io trovo veramente strano, no? Mi capisco che questa gente ipernazionalista, siamo in un paese libero e vanno rispettate le idee di tutti, finché uno non commette un reato è giusto che esprima le sue idee. Boh, non condivido le tue idee, mi batterò fino alla fine perché tu le possa esprimere. Martedì però tutte le forze politiche del Veneto che sono in consiglio, a mio avviso dovrebbero votarlo questa legge, che non dice sei a favore dell'indipendenza o sei contro l'indipendenza, dice volete voi che i veneti vadano al referendum e si esprimano? Allora chi vota no martedì vuol dire che non è d'accordo sul fatto che si sentano i veneti, e allora chi non rispetta i veneti non ha diritto di rappresentarli. Guardate, poi io non so come va a finire, non so come va a finire, il mio voto ci sarà, voi sapete che è una battaglia personale che ho portato avanti, peraltro nata neanche nel nostro partito perché parte da gruppi del territorio che si sono organizzati, che comunque vedono anche molti dei nostri ex o gente che comunque gravita nella galassia della Lega, molti movimenti indipendentisti,
Ma io penso che un leghista gli devono scaldare il sangue nelle vene quando sente parlare di indipendenza, di autonomia. Beh, guardate, c'è un principio che dice che il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi. Il non federalismo è centrifugo, li disgrega. Qua non è che esiste la Lega, lo vogliamo dire a Roma, non è che esiste la Lega perché siamo egoisti, non è che esiste la Lega perché siamo dei visionari e vogliamo assolutamente spaccare questo paese. Esiste la Lega perché non abbiamo risposte. Se il governo Letta avesse avuto il coraggio di fare una cosa sola, non mettere nuove tasse, ma di applicare i costi standard che noi come Lega abbiamo lasciato pronti all'applicazione. Novembre 2011 noi avevamo già approvato 6 decreti attuativi, ve lo dico perché io ero in quel governo come ministro, e avevamo già fatto i costi standard per la sanità. Applicare i costi standard in tutta Italia, cioè chiedere a tutte le comunità nazionali di vivere in maniera virtuosa come noi, vorrebbe dire avere sul tavolo ogni anno un risparmio di 30 miliardi di euro. Per darvi una dimensione, l'IMU sulla prima casa sono 4 miliardi di euro. Io sono contro l'IMU, qualcuno dice ma non sarà mia un problema. Io faccio parte, ma forse dei pochi, che pensano che quando uno ha pagato le tasse te lo devi dimenticare, non lo puoi seguire tutta la vita. Perché quando io ho pagato le tasse, e lo dico anche al grande dibattito che si fa tra ricchi e poveri, mio nonno diceva che quando i signori guadagnano i poveri mangiano, no? È bene che pensiamo a queste frasi. Quando uno ha pagato le tasse, ricco o povero che sia, è giusto che poi lo Stato si dimentichi di lui. Ma non capisco per quale motivo io faccio i sacrifici, mi compro un appartamento, una casa, faccio lavorare mureri, elettricisti, idraulici e quello scavatori, insomma tutto il mondo dell'edilizia, e pago le tasse sulla casa. Magari il mio vicino, al mio amico, non compra la casa, va in affitto, se ti iscrivi in banca e non paga le tasse. Allora io penso che questo sia un paese che è malato fino in fondo. La tassazione media, sempre per dire no, perché questi parlano di indipendenza, sì, la tassazione media in Europa è del 46%, la tassazione in Italia è del 68,6%. Vuol dire che noi abbiamo 22 punti e mezzo di differenza su qualsiasi nostro concorrente, giusto imprenditori? Vuol dire che fatto 100 il nostro fatturato, un tedesco paga 46 di tasse, noi paghiamo 68 euro di tasse. Voi capite che con questo sistema non si va da nessuna parte, tasse troppo alte, le pagano in pochi e sono tutti al nord. Vi risulta questo? Guardate che non è l'ufficio studi della Lega che dice che siamo noi a pagare le tasse, lo dice l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate dice che ci sono delle comunità al sud dove l'evasione arriva anche oltre il 60%. È la stessa Agenzia delle Entrate che fa i concorsi, assume 200 nuovi ispettori e dove li manda? A nord, perché funziona così, no? Allora guardate, il senso dell'indipendenza è il senso di un sogno, di un'idea che si concretizza. Noi non sappiamo se questo referendum potrà avere poi una veste giuridica per diventare una vera e propria convocazione delle urne, però sappiamo con certezza che l'inoculo dell'idea è avvenuto. Vuol dire che la nostra comunità ha iniziato a parlare di indipendenza. Guardate, in Catalogna stanno facendo una catena umana in queste ore di 1 milione di persone. In Catalogna dicono di essere pronti per il referendum. La Catalogna ha iniziato 25-30 anni fa, ancora con Pujol, che è stato il primo governatore, ha governato per 25 anni, adesso c'è Artur Mas. Però è un movimento silenzioso che sta interessando molte comunità europee, la Catalogna, la Scozia, i Paesi Baschi, insomma tutto quello che voi sapete. E noi in questo salotto buono vogliamo metterci dentro anche il Veneto, sarà mica una colpa, il Veneto. L'amministrazione, poi mi vado a zittire,
noi abbiamo cercato di portare avanti l'idea di fare le cose per la povera gente, per il popolo. E come vedete, da quando ci siamo noi, innanzitutto abbiamo fatto, e questo è un merito dei nostri consiglieri, abbiamo fatto le riforme che a livello nazionale tutti vorrebbero fare. È bene che vi ricordi che il primo anno di amministrazione Lega, PDL e quindi in Regione del Veneto abbiamo approvato un nuovo statuto con la riduzione del numero di consiglieri, abbiamo eliminato i vitalizi, abbiamo ridotto 3 volte o 4, non mi ricordo neanche più, gli stipendi, abbiamo su mia richiesta inserito al limite di 2 i mandati degli amministratori. Perché penso che c'è poco da vivere di slogan, no? Spesso si dice un culo, una poltrona, però poi bisogna essere anche un culo, una poltrona. Un culo e una poltrona vuol dire che quando tu fai il leghista vai in regione e dici fermi qua, stiamo parlando del ricambio, cominciamo a farlo da regione, 2 mandati in blocco per tutti, o così, e poi arriveranno quelli nuovi, no? Ma abbiamo anche portato avanti un'idea che se fosse stata applicata a livello nazionale, da noi è già legge, avrebbe cambiato molte cose, non avrebbe ad esempio riempito le piazze con grillo. In questa regione, unica in Italia, grazie a noi, il 2015 quando si andrà a votare si vota con una nuova legge elettorale, non ci sono più i nomi messi là dai partiti, chi riesce a farsi eleggere perché il popolo l'ha eletto, basta listini bloccati, gente messa lì paracadutata, ed è una legge elettorale che tutti acclamano a livello nazionale, noi l'abbiamo fatta, quindi noi veneti andremo a votare con una nuova legge elettorale. I soldoni, se a livello nazionale avessero fatto quello che facciamo noi, avrebbero una nuova legge elettorale, metà parlamentari, non avrebbero più le pensioni e lavorerebbero in altre maniere. Purtroppo non è così. Roma non vive di partita IVA e di calli sulle mani, Roma vive di palazzi, vive di pubblica amministrazione. Una cosa che ci tengo a dire: la partita della sanità per noi vale circa il 70% del bilancio regionale, sono 8 miliardi e 200 milioni di euro, abbiamo 94.000 dipendenti e abbiamo tutta una macchina che è difficile mettere. Io ringrazio perché molti di voi segnalano la coda, segnalano l'inefficienza eccetera, dopo ognuno ha la soluzione su cui non voglio neanche discutere, però dico che un impegno me l'ero preso e me lo dico da solo che stiamo raggiungendo l'obiettivo. Vi ho detto da subito, liste d'attesa obiettivo 0. Qualcuno mi ha detto appena arrivato, ma lei deve comprare più macchine, più TAC, più risonanze magnetiche, più ecografi. E io ho detto guarda, siccome è Ghese, mi penso che sia meglio invece farle lavorare di notte queste macchine. E mi sembra di aver avuto ragione. Io ringrazio tutto il mondo della sanità, prese facile, ma comunque lavorare con infermieri e medici che accettano di andare di notte dalle 8 a mezzanotte, il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, vuol dire anche essere una squadra, perché con i muscoli ragazzi non si fa niente, le persone vanno rispettate sul posto di lavoro, perché l'obiettivo è non far baruffa andare sui giornali, ma servire i cittadini. Allora vi dico solo 2 dati. Treviso, che è la mia ULS, ha fatto già 500 prestazioni dal 1° di settembre e chiuderà l'anno con 2000 prestazioni. Vicenza già 700 TAC prenotate e c'è il fascino di andare di notte in ospedale, strade vuote, parcheggi vuoti, non mettevo permessi o ferie per portare un familiare per andarci, ed è una rivoluzione. Ed è una rivoluzione culturale, c'è tutta Italia e non solo, perché vengono anche dall'estero, avrete visto che siamo dappertutto sulle televisioni, che comunque si interroga sul fatto che i veneti hanno aperto gli ospedali di notte. È una rivoluzione che ci porterà però anche a cambiare il nostro modo di ragionare. Io penso che l'ospedale ideale sia quello che si occupa della fase del paziente che è dentro in ospedale durante il giorno e di notte si va sulla diagnostica, perché l'ospedale è meno congestionato, è meno incasinato e quindi ha la possibilità di servire anche di più il cittadino.
Guardate, io potrei dirvi che abbiamo attivato un fondo di 9 miliardi di euro per le nostre imprese, abbiamo già dato soldi a 10.000 imprese in Veneto. Potrei dirvi che abbiamo fatto lo sportello per la tutela, posso dirlo, i calamari è poco cotti. Ciana Pegoraro, guarda che ti incodemo con sparacciodi sul muro, sta buona. Dicevo, noi abbiamo avuto una grande tragedia, oltre 60 imprenditori che si sono suicidati, abbiamo aperto uno sportello. Io spero che anche grazie a quel servizio gratuito fatto con gli psicologi, e l'utenza c'è, vi posso garantire 2 persone al giorno che chiamano e vengono assistite, perché i nostri, io gliel'ho detto a Roma quando qualcuno faceva la battuta, no? E qualcuno mi ha detto prima comprate la barca e dopo vi suicidate. I nostri imprenditori si sono tutti tolti la vita, non in villaggio turistico, dentro nelle aziende, che sia chiaro questo. Ed è bene ricordare che qui l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi già i tuoi dipendenti ti conosci per nome, già qualcuno ha anche rapporti di parentela, di amicizia, il santo, la cresima, tutte che minestre ha, e io li sento gli imprenditori quando che viene con le lacrime agli occhi, pensando di andare al bar del paese o dover dire al tuo vicino di casa che non ti dà più lo stipendio. È una tragedia. Non sei Marchione con la Fiat che non ne conosce uno dei suoi dipendenti. Poi il rapporto è veramente un rapporto vicino, stretto. E io penso che questo abbia pesato moltissimo anche sul tema dei suicidi. Cioè il problema di dover dire a delle famiglie che erano senza lavoro. Però posso dire una roba, c'è anche un malcostume, lo dico perché vedo degli imprenditori qua. Cioè non è che con la crisi adesso la moda diventa che non si paga più il conto, perché io trovo tanti imprenditori che mi dicono che sarebbe anche un fiato del lavoro, ma nessuno paga più. In Veneto non era sta moda qua, era da altre terre che devono pagare il conto. Purtroppo oggi dobbiamo anche dire che ci sono imprenditori che non pagano altri imprenditori, e questa è una denuncia che dobbiamo fare, perché non è essere imprenditori non pagare il conto degli altri. Perché poi se qualcuno si suicida, un po' di responsabilità ce l'abbiamo tutti noi, Da qui da noi il contratto era una stretta di mano, io non dico che non dovevamo più andare dal notaio, però non è neanche andare all'opposto che devo andare con 3.000 avvocati per fare un affare con uno. Questi esaminati non siamo levantini, qua funzionava così. E Doge se si comportava male, io segava. Andate al Palazzo Ducale, che siete tutte le foto, tutti gli affreschi con le facce di Doge, che ne alcuni che sono nere, hanno fatto brutta fine qui, no? Però che se nome sotto a futura memoria. Allora vi dicevo, noi abbiamo fatto queste iniziative, abbiamo pensato ad esempio che sia una necessità di mettere in cantiere opere pubbliche. La Pedemontana Veneta l'abbiamo fatta noi, 94 km e mezzo, 36 comuni, 16 caselli, 70 comuni esentati dal pedaggio, 2 miliardi e 130 milioni di opere. La Val Sugana 731 milioni e così via. Però tutti cosa ho detto? Qualcuno si scandalizzare all'inizio. A me non interessa chi, l'ho detto pubblicamente, ma dentro nei cantieri voglio sentire parlare Veneto. E non ve lo dico per strapparvi un applauso. Chiedete a quelli della Pedemontana se non sentono parlare Veneto. Perché io dico che con 170.000 disoccupati noi abbiamo l'obbligo prima di far lavorare i nostri e dopo quelli del resto del mondo. E peraltro è una preoccupazione trasversale, perché devo dirvi che il gruppo consigliare guidato da Federico Canera ha portato le proposte di legge per le case popolari prima ai Veneti, ha portato le proposte di legge per i buoni scuola prima ai Veneti, e tutta una serie di misure che stiamo portando avanti.
Perché vi ho detto tutto questo? Perché comunque io sono sempre convinto che prima di tutto viene la salute. Per questo ci ho messo l'impegno personale sul tema della sanità. In Veneto si vive di più e si viene curati meglio. Io voglio che sia così. Ai miei dico sempre, quando pensate ai nostri veneti, pensate che io voglio i bambini che nascono oggi, devono vivere 120 anni. Questo è il programma della salute del Veneto. Andate a vederli. Guardate che tutti abbiamo avuto i finanziamenti per la sanità. Andate a vedere le tabelle di mortalità e durata della vita di tutte le regioni nazionali. Essere nati qui vuol dire essere fortunati, perché comunque la cura della persona è qualcosa che mettiamo ancora al primo posto, e penso che questi siano i grandi vantaggi. Poi ognuno ha la sua soluzione, guardate, io non mi disturbo più, ha la sua soluzione. Vi chiedo solo una roba: di essere vicini ai nostri consiglieri, di essere leghisti fino in fondo, di non perdere la retta via, magari abbagliati da progetti mirabilanti, perché voglio ricordarvi che la Lega nasce per dare risposta a un sentimento popolare. Se la Lega non esiste più, il leghismo sopravvive alla Lega. Il leghismo sopravvive alla Lega perché io quando trovo gente non mi dice ho la tessera, ma mi dice che ha l'idea della Lega. Questo vuol dire che i voti ci sono, basta saperseli andare a prendere. Chiudo con un ringraziamento, ed è il ringraziamento che voglio fare, lo dico spesso come slogan. Abbiamo parlato tanto di diamanti e altre robe. Io penso che i diamanti nostri, i veri diamanti, siano i militanti, perché se non avessimo i militanti, ovvero i nostri rappresentanti sul territorio, noi non saremmo quelli che siamo. Poi è ovvio che è una squadra, c'è chi ha responsabilità di un certo tipo, chi ne ha di un altro tipo. La gavetta me la sono fatta tutta anch'io, partendo da zero e arrivando fino ad oggi, e penso che sia stato fondamentale investire sempre sui giovani. La Lega ha avuto un progetto vincente perché ha sempre avuto un grande vivaio. Quindi un ringraziamento anche al gruppo giovani che ci fa far bella figura, sono ragazzi in gamba e che ci danno ancora speranza per il futuro. Io vi saluto, vado a Oderzo, però ci vado con Trillo, contento e tranquillo. Prima di tutto perché vi ho dato la mano a tutti, quindi nessuno, se qualcuno mi avuto a mano si mette alla porta che lo saluto, e poi perché è pieno così e quindi vado a casa anche contento. Grazie e buonasera a tutti.